Sarà l'Azzurra Basket Oristano l'avversario della Pallacanestro Nuoro nella seconda giornata del ritorno del campionato regionale di Serie D, in programma domani alle 19:30. La sfida arriva dopo il turno di riposo osservato dai nuoresi nella prima giornata. L'obiettivo dei Sirbones è quello di rilanciarsi in classifica con una vittoria che gli consenta di lasciare la posizione di fanalino di coda che condividono al momento con l'Olimpia Olbia. La formazione allenata dal coach Marco Moreda ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Basket Uri Club col punteggio di 75-71. Nelle restanti gare, nonostante alcune buone prove con avversari di rango, la fortuna non ha riso ai nuoresi che comunque non demordono e vogliono iniziare la risalita della classifica. La gara di Oristano è l'occasione giusta per ripartire con rinnovato slancio. Non sarà facile perché i padroni di casa vorranno conquistare la quarta vittoria stagionale. All'andata gli oristanesi violarono la palestra alcuni di Via Lazio e si imposero sulla Pallacanestro Nuoro col punteggio di 70-53. Una gara equilibrata che vide gli ospiti marcare la differenza solo nell'ultimo quarto. Comunque vada, domani i nuoresi sono comunque intenzionati a dire la loro in questo campionato regionale e stanno lavorando per farsi trovare pronti nelle fasi successive. Servirà pazienza e grande abnegazione da parte del gruppo, ma alla fine la Pallacanestro Nuoro ha i mezzi per raccogliere quanto seminato in queste prime sfide di campionato.